Partito dal mare a 6 anni, inchiesta della procura senza indagati per la morte del piccolo Carlo. In queste ore la decisione sull'autopsia. Si continuano a raccogliere testimonianze per ricostruire gli attimi della tragedia. Sui social la straziante lettera dei volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti. Tra i soccorritori della terribile notte non c'è preparazione per tragedie come questa. A una settimana dal primo ritrovamento scoperto un secondo cadavere nello stabile abbandonato di via Brumacci a Marghera. Anche stavolta identità sconosciuta e giallo sulle cause. È morto il 17enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere minorile di Treviso a poche ore dall'arresto dopo aver seminato il panico a Vicenza. Il suo cuore si è fermato dopo 2 giorni d'agonia. Paura in una farmacia di Belluno, 46enne detenuto in regime di semilibertà sequestra il titolare e un cliente sotto la minaccia di un coltello per farsi dare antidolorifici, arrestato dai carabinieri. Si presenta al pronto soccorso raccontando di essere stato accoltellato, ma le ferite se le era procurate tentando la spaccata in un magazzino di Castelfranco. Autocisterna esce di strada, batte una colonnina di metano e finisce in un canalone. Tragedia. Sfiorata a Solagna, paura per la fuga di gas e traffico bloccato sulla Valsugana. 56 indagati a Vicenza per i fatti dell'8 e 12 luglio durante lo sgombero dell'argine del Retrone e la successiva manifestazione Notav. Caldo, l'ARPAV regionale conferma temperature sopra la media e ondata di calore prevista anche a Ferragosto ed almeno fino a domenica dalla prossima settimana temporali. Pienone di turisti nelle Dolomiti dell'Unesia, scene di maleducazione che fanno indignare. L'ultimo caso dell'incredibile, un uomo completamente nudo in pieno giorno nel parcheggio sotto il tennis a Pollonio, incurante di chi passava. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il dramma di Cavallino Treporti. La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte del piccolo Carlo di 6 anni. Non ci sono indagati né ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Venezia. Il pubblico ministero dovrebbe decidere in queste ore se disporre o meno l'autopsia sul corpo del piccino. Le indagini da parte delle forze dell'ordine intanto continuano per accertare cosa sia accaduto in quegli istanti fatali quando Carlo è entrato in acqua ed è sparito fra le onde. Si stanno ricostruendo attraverso le testimonianze dei turisti e dei bagnini quei minuti terribili quando la mamma Dana ha urlato per chiedere aiuto. I genitori distrutti si sono chiusi nel dolore, abbracciati da parenti ed amici. Il funerale del piccolo Carlo sarà celebrato dopo il nulla osta da parte della magistratura. 2 comunità, Roncade e Cavallino Treporti, unite da una tragedia che ha sconvolto tutti. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Roncade, la scuola del piccolo, ha incontrato la mamma per portare una parola di conforto e di vicinanza della scuola alla famiglia. Come scuola e come comunità scolastica unita siamo molto vicini alla famiglia, il papà e la mamma del piccolo Carlo e a tutta la famiglia. Sarà un nostro impegno perché il senso della scuola in questo momento è proprio la vicinanza tra di noi, l'empatia, l'amore, la disponibilità, la solidarietà, il rispetto per tutto quello che è avvenuto, che è una cosa tragica. La voce, rotta dall'emozione, si incrina ricordando questo bambino solare e pieno di vita. Sarà un nostro impegno ricordarci e non dimenticarci di Carlo anche per il futuro. Abbiamo in mente delle iniziative che vorremmo porre in essere proprio per non dimenticarci mai di lui. La scuola ha organizzato un incontro online per i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia di San Cipriano, i piccoli compagni di Carlo, per l'elaborazione del lutto, mentre la raccolta fondi promossa da alcune amiche della mamma di Carlo ha raggiunto in un giorno e mezzo 20.000 euro, quasi 1.000 le donazioni, segno della solidarietà e della vicinanza di tante persone. A Cavallino Treporti, nella spiaggia dove è avvenuta la tragedia, rimane quel silenzio surreale e il via vai dei turisti che lasciano lungo questa barriera di scogli un pensiero, una candela o una preghiera, e i bagnini sconvolti che guardano quel mare che si è portato via per sempre il piccolo Carlo. E sui social la straziante lettera dei volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti tra i soccorritori di quelle terribili ore. Caro Carlo, oggi il mare ti ha portato via. Avevi 6 anni e la vita davanti. Un'età in cui si dovrebbe pensare a correre sulla sabbia, non a fermarsi per sempre. Ti abbiamo cercato con il fiato corto e le mani tremanti. Abbiamo sperato fino all'ultimo secondo che tu fossi ancora lì.
Inizia così una lettera postata sui social dai volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti, parole scritte con il cuore in mano e la disperazione di una tragedia troppo grande da accettare. Uomini e donne che erano lì ed hanno operato giorno e notte nel disperato tentativo di riportare Carlo fra le braccia della mamma. Ma purtroppo il destino ha voluto diversamente. Quando ti abbiamo trovato, il silenzio ha gridato più forte di qualunque sirena. Non esiste preparazione per questo, non c'è corazza capace di proteggerti. Quando ad andarsene è un bambino, restano solo domande senza risposta e un dolore che non ha nome. Il silenzio assordante di un dramma che ha sconvolto e stravolto tutti. Rimangono quelle immagini di un mare illuminato dai fari dei mezzi di soccorso e dalle centinaia di persone in divisa, ma anche semplici turisti, insieme uniti nello stesso abbraccio. E restano indelebili queste parole dedicate a Carlo dai soccorritori. A te, Carlo, che oggi hai smesso di giocare troppo presto, e a chi è venuto con la divisa addosso, con gli occhi lucidi sulla riva, provando con tutto se stesso a riportarti a casa. Ci ha insegnato, senza volerlo, che certe ferite non si chiudono, ma che si può almeno non farle portare da soli, perché oggi il dolore della tua mamma è diventato un po' il nostro. A distanza di circa una settimana dal primo ritrovamento, scoperto un secondo cadavere nello stabile abbandonato di via Brumacci a Marghera. Abbiamo visto c'erano le forze dell'ordine con un gommone, anche perché il seminterrato è tutto allagato. Poi oggi abbiamo visto 2 morti nell'arco di una settimana. Ci fa un po' preoccupare. 2 cadaveri in una settimana, 2 uomini senza vita e senza un'identità, in uno stato di decomposizione tale da non avere più neanche un volto. Al momento non si sa né quando né come siano morti. I loro corpi sono stati scoperti qui da polizia e vigili del fuoco, in via Carducci a Marghera, in questo scheletro di cemento vecchio almeno 20 anni di un palazzo mai completato, il cui piano interrato è completamente sommerso d'acqua. Uno strato d'acqua nera, impenetrabile, che non si sa quali altre macabre scoperte possa riservare. Oramai avvolto e nascosto alla strada da una fitta vegetazione selvaggia, questo rudere è stato via via sede di sbandati di vario genere che di volta in volta lo hanno eletto a proprio domicilio, spesso sgomberato dalle forze dell'ordine e tornato altrettante volte a popolarsi, come testimonia il sentiero che conduce all'interno, segno evidente di un tragitto che continua ad essere percorso. Sui 2 morti indaga la polizia in uno scenario di squallore e indigenza che suscita inquietudine in chi vive a poca distanza da qui. Noi in linea d'aria abitiamo a 300 metri dietro, sinceramente, ai figli, ai nipoti, cioè è una situazione anche perché non è una zona degradata, cioè c'è un centro commerciale. Siamo passati tante volte, c'è stato un periodo in cui c'era anche una roulotte parcheggiata qua e ci venivano a rubare sulle case, poi la roulotte è stata spostata, però hanno abbandonato completamente tutto. Tutti gli scenari sembrano rimanere aperti, malori, caduti accidentali di qualcuno che qui viveva o forse aveva scelto questo luogo solo come riparo provvisorio, ma non si può escludere neanche la morte violenta, magari una rissa, un regolamento di conti. Probabilmente tutto può essere in uno scenario di degrado che diversi residenti chiederebbero di estirpare alla radice, magari partendo da uno sfalcio del verde che al momento nasconde ciò che accade in questo stabile, nonostante si affacci su una strada trafficata. Di sera c'è sempre qualche individuo un po' ambiguo che gira, però arrivare al punto di dire dei morti, nonostante ci sia molta forza dell'ordine, anche l'esercito che gira, su questo bisogna dar atto, però anche se passano con le macchine in una situazione così non si vede niente. A Treviso ora è morto il 17enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere minorile di Treviso a poche ore dall'arresto dopo aver seminato il panico. A Vicenza, dopo 2 giorni di agonia, il suo cuore si è fermato. Dopo 2 giorni di agonia si è spento all'ospedale Cafoncello il 17enne tunisino che nella notte tra sabato e domenica aveva tentato il suicidio nel carcere minorile di Treviso. Nella struttura il giovane era stato portato da Vicenza, dove nel pomeriggio di sabato era stato protagonista di una serie di episodi che avevano seminato il panico nel capoluogo berico. Una rapina riuscita, una tentata ai danni di 2 anziani, un tentato scippo, la fuga con tuffo nel retrone, la rocambolesca arrampicata su un palazzo con i
un'irruzione in un appartamento dove si era barricato scaricando contro gli agenti di polizia un estintore. Alla fine era stato arrestato e trasferito al centro di accoglienza del carcere minorile di Santabona. Qui qualche ora dopo aveva tentato di impiccarsi. Soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno immediatamente chiamato il medico della casa circondariale, era stato trasferito nella rianimazione del Cafoncello, dove si è spento. Il 17enne era giunto in Italia come minore non accompagnato e non si conoscono dettagli sulla sua storia. Sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire l'accaduto e capire se il tragico epilogo fosse evitabile. Il dramma del 17enne riapre la questione della situazione dell'istituto minorile di Treviso, che da tempo dovrebbe essere dismesso. Un dramma che tocca le coscienze di tutti, ma vorrei escludere le strumentalizzazioni politiche, dice il sindaco Mario Conte. Circa un mese fa sono andato personalmente in visita al carcere minorile ed effettivamente è una situazione in sofferenza. Devo altrettanto dire però che, confrontandomi sia col ministro Nordio che con il sottosegretario Ostellari, abbiamo avuto le rassicurazioni che entro fine anno quell'ala del carcere, cioè quella destinata ai minori, verrà trasferita interamente a Rovigo, quindi su una struttura nuova, accogliente e rigenerata. Momenti di paura nei giorni scorsi nella farmacia di Piazzetta Santo Stefano a Belluno. Un uomo armato di coltello ha minacciato farmacista e cliente sequestrandoli per diversi minuti. L'intervento dei carabinieri ha messo fine all'incubo. Minuti di tensione venerdì scorso nella farmacia Santo Stefano, nell'omonima piazzetta a Belluno. Un uomo di 46 anni di nazionalità romena e già detenuto in regime di semilibertà è entrato nella farmacia armato di coltello. Ha minacciato il farmacista costringendolo a consegnargli antidolorifici e ha bloccato un ignaro cliente che era entrato poco dopo. I due sono rimasti sequestrati per diversi minuti sotto la minaccia dell'arma. Il farmacista è riuscito comunque a comporre il 112 e la pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Belluno è arrivata in men che non si dica. Vedendo i militari, il rapinatore ha indossato un camice da farmacista per tentare di confondersi, ma il travestimento non è servito. I carabinieri lo hanno riconosciuto, immobilizzato e arrestato. Il coltello è stato sequestrato e il 46enne è stato ricondotto in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ancora a cronaca da Castelfranco, tenta la spaccata in un capannone e si ferisce alle gambe, ma ai soccorritori dice di essere stato accoltellato. 30enne marocchino denunciato per furto. Hanno provato a entrare da sopra, da quello che ho capito io. Si sono tagliati, si sono fatti male, non posso dire mi spiace, e se l'hanno beccato al pronto soccorso. Sono affari suoi adesso. Ci sono tracce di sangue ovunque nella zona dell'area 24 in via Silia a Castelfranco Veneto, segni che raccontano di una notte di follia, quella vissuta da un 30enne marocchino residente in zona che dopo essersi arrampicato sulla copertura di questo capannone e spaccando il vetro è precipitato all'interno di un ufficio. Non si esclude volesse introdursi nel vicino bar. Potrebbe essere, poi non si sa se era da solo o sarà con altri, questo lasciamolo dire a chi di competenza poi, che starà sicuramente facendo le indagini del caso, insomma. E proprio i carabinieri stanno indagando. Di certo il 30enne, dopo la caduta, ferito e insanguinato, raggiunge l'uscita usando un portone antipanico sul retro dei capannoni, luoghi che lui stesso pare conoscesse avendo lavorato in zona nel recente passato. Una volta all'esterno il marocchino pregiudicato viene soccorso dai ragazzi di una vicina sala prove. A loro racconta di essere stato investito. I presenti cercano quindi di soccorrerlo, ma lui poco dopo si dà nuovamente alla macchia. Comparirà più tardi, non si capisce come, nel vicino ospedale di Castelfranco, distante circa 3,5 km, ha profondissime ferite alle gambe che spiegano il tanto sangue lasciato a terra. Ai sanitari riferisce invece di essere stato vittima di una violenta aggressione in centro, di essere stato addirittura accoltellato. I carabinieri però riescono in tempo record a ristabilire la verità, denunciandolo per tentato furto aggravato e simulazione di reato. Che almeno paghi quello che deve pagare, ma come sapete siamo in Italia, non si sa. Tragedia sfiorata in Valsugana, una cisterna vola in un canale dopo aver abbattuto una colonnina di metano statale in tilt per tutta la giornata.
Paura, danni e disagi sulla Valsugana, dove un camion è uscito di strada abbattendo una colonnina di metano e volando letteralmente in un canale di scolo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nel tratto della statale 47 che attraversa il territorio comunale di Solagna, all'altezza dell'hotel Ai Cavallini. La dinamica è ancora da chiarire, come pure eventuali responsabilità. Di certo c'è che il bilancio del sinistro poteva essere gravissimo, dato che la cisterna della ditta Biasion di Romano, condotta da un 57enne che aveva appena scaricato il carico di gasolio in Val Brenta, ha causato una fuga di gas che ha lasciato 4 famiglie senza metano per tutto il giorno. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno dovuto nebulizzare acqua per abbattere il gas e ridurre al minimo i rischi in una zona di grande passaggio e densamente abitata. Di certo ci sono pure le ripercussioni per la viabilità dell'importante arteria, già sottoposta in questi giorni allo stress dell'esodo ferragostano. Durante le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, infatti, la Valsugana è stata chiusa al traffico per circa un'ora e si sono create lunghe colonne di auto e camion in entrambe le direzioni. Il flusso proveniente da nord è stato deviato sul ponte di Campolongo e quindi in destra a Brenta fino a Campese, con tutte le conseguenze del caso per la percorribilità della rete viaria minore, che è andata in tilt per gran parte della mattinata. La statale è tornata a senso unico alternato dopo l'emergenza. Il conducente non ha riportato ferite gravi, oltre al grande spavento dopo il volo nel canale di scolo, momentaneamente asciutto. Sul posto, per la gestione dell'emergenza, assieme ai pompieri di Bassano, anche la polizia locale, l'ANAS, la polizia stradale, i carabinieri e il sindaco. Semaforo rosso sulla via delle vacanze. Ieri sera attorno alle 22:30 lungo la 51 di Alemagna a Dogana Vecchia si è sperimentato per la prima volta il brivido del segnale di pericolo all'altezza della frana che incombe da Croda Marcora. È bastato un temporale, comunque di una certa entità, ad attivare i sensori collegati agli idrometri che monitorano il versante della frana e a far scattare il segnale di arresto. Gli automobilisti più disciplinati si sono fermati subito, altri hanno proseguito la marcia incuranti del pericolo. La strada è rimasta chiusa per circa 3 ore. L'ANAS, una volta verificato che non sussistevano rischi, ha dato il via libera comunicando anche attraverso i suoi canali ufficiali. Dopo l'annuncio del sindaco di Bassano, Nicola Finco, che ha rivelato di essere indagato per il crollo dell'intonaco alla scuola Pascoli, il mondo dei sindaci veneti si interroga. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, definisce questa vicenda paradossale. Sono ovviamente dispiaciuto per quanto è successo al bambino che si è visto cadere l'intonaco, però fatemi portare la solidarietà all'amico collega Nicola Finco, che si trova iscritto nel registro degli indagati perché un pezzo di intonaco della scuola è caduto appunto mentre c'erano i bambini. La magistratura farà il suo lavoro, le carte sono state acquisite e fra qualche giorno Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, sarà sentito in procura per fare chiarezza sulla vicenda che ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati, ovvero il distacco di parte dell'intonaco del soffitto della scuola Pascoli con il coinvolgimento, per fortuna in modo non grave, di un bambino. Il corollario di questa storia riguarda migliaia di sindaci del Veneto e non solo, che guardano alla faccenda bassanese come a un caso emblematico. È davvero paradossale che venga iscritto nel registro degli indagati il sindaco che era all'oscuro di ogni situazione, conoscendo Nicola Finco, ma così come tutti i sindaci, quando ci viene comunicato che c'è una situazione di pericolo, la prima cosa che facciamo è chiudiamo al pubblico quei luoghi, quelle stanze, quelle scuole, quegli uffici, proprio perché vogliamo mettere in sicurezza la comunità. Quindi io credo che questi sono episodi che demoralizzano un po' coloro che ricoprono questo ruolo. La vicenda che ha coinvolto il sindaco di Bassano apre la strada a molte domande che i primi cittadini del Veneto si pongono. Le stesse domande che potrebbero raffreddare in modo determinante la volontà di un giovane di avvicinarsi alla vita di un'amministrazione pubblica. Fino a dove arriva la responsabilità del sindaco? Non è che ogni sera noi facciamo il giro di picchettatura di tutti i soffitti delle scuole, verifichiamo che le porte antipanico funzionino, che le cerniere delle finestre siano adeguate. Ci sono dei responsabili all'interno degli istituti, negli uffici tecnici. Insomma, io credo che anche da questo punto di vista, se vogliamo fare in modo che la gente si avvicini e non si allontani da questo ruolo che è meraviglioso, dobbiamo anche rendere responsabili i sindaci di responsabilità reali e concrete su quelli che sono gli atti che noi vogliamo, firmiamo e decidiamo. Con i tempi della giustizia italiana, Finco potrebbe ritrovarsi ad avere sulla testa una spada di Damocle per chissà quanto tempo. Lo trovo corretto,
rovinare la vita anche semplicemente da un punto di vista morale a un primo cittadino che dedica la propria vita e poi si trova iscritto a un registro degli indagati. Capisco che i protocolli prevedono questo, è altrettanto vero che sotto quelle fasce tricolori ci sono donne e uomini con una coscienza e che svolgono un servizio così importante per la comunità. Chiediamo semplicemente di poter essere liberi di poterlo svolgere nel migliore dei modi. La Polizia di Stato indaga 56 persone per i fatti avvenuti lo scorso 8 e 12 luglio in occasione dello sgombero dell'argine del fiume Retrone durante la successiva manifestazione No TAV. Le attività investigative hanno portato la Digos all'identificazione e alla segnalazione all'autorità giudiziaria a vario titolo per i reati di interruzione di pubblico servizio, violenza privata, invasione di terreni, 54 soggetti, per lo sgombero dell'8 e del 12 di luglio, attivisti resisi responsabili appunto del danneggiamento sulla rete. Ed ora il caldo, l'ARPAV regionale conferma temperature sopra la media e ondata di calore prevista anche a Ferragosto e almeno fino a domenica. Dalla prossima settimana arriveranno temporali anche in pianura. Temperature ben oltre la media, alta pressione e tempo stabile e ondata di calore nel pieno della sua forza. Questa è la situazione del tempo in Veneto a ridosso del Ferragosto. La situazione attuale direi è stabile, siamo sotto un vasto campo di alta pressione in tutta Europa quasi e con aria decisamente calda anche sopra la norma direi. Questa ondata di calore è destinata a proseguire ancora per qualche giorno con temperature che potrebbero anche lievemente salire nei prossimi 2 giorni. Una situazione che rimarrà così almeno fino a domenica 17, prima che qualche temporale faccia capolino in pianura. In montagna invece tempo più instabile e piogge probabili. Sono sopra la media, in questa presente ondata di calore non abbiamo ancora raggiunto i livelli di quella precedente che domenica su lunedì ci ha fatto registrare temperature molto alte, però localmente potrebbero essere riavvicinate anche domani e dopodomani. Quindi parliamo di temperature che localmente potrebbero arrivare tranquillamente ai 38 gradi. Dopo un mese di giugno con un'ondata di calore forte, prolungata e con molta umidità, ora il caldo è meno opprimente, ma siamo comunque al di sopra delle medie di questo periodo. Fino a Ferragosto e soprattutto in pianura la situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. Comincia piano piano a cambiare un po' in montagna e un po' di variabilità, quindi di pomeriggio, specie sulle Dolomiti, qualche temporale può anche svilupparsi. E quando arriviamo al fine settimana è ancora più facile e domenica ci attendiamo, almeno nelle proiezioni attuali, che qualche episodio arrivi fino in pianura con un leggero calo delle temperature e con qualche anche pioggia. Temperature elevatissime che favoriscono anche la proliferazione delle zanzare ed è da registrarsi l'ennesimo caso di infezione da virus West Nile. Una donna residente nel Polesine è ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata colpita dal virus nella forma più grave, quella neuroinvasiva. Pienone di turisti nelle località turistiche delle Dolomiti Bellunesi e scene di maleducazione che fanno indignare, l'ultimo caso è davvero eclatante. Vediamo. Cortina, regina delle Dolomiti, ma anche palcoscenico di episodi che poco hanno a che fare con il turismo di qualità, come quello immortalato in questa foto, un uomo completamente nudo accanto al suo minivan nel parcheggio sotto il tennis Apollonio. La scena, durata diversi minuti, sotto gli occhi di una mamma e del figlio piccolo, ha lasciato tutti senza parole. Assolutamente hanno ragione, è lo stesso sdegno che ho io come sindaco, ma tutta l'amministrazione. Io penso che veramente qui siamo all'eccesso assoluto di una mancanza soprattutto di educazione, perché a prescindere dal tipo di scelta che uno fa nel fare il turista, questo veramente va al di là di ogni immaginazione. La testimone, che aveva accanto a sé il figlio, è rimasta scioccata, tanto più che l'uomo imperterrito è rimasto senza vestiti per più di qualche minuto. Un turismo del genere non lo vogliamo noi, ma non lo voglia nessuna valle né limitrofa, perché sicuramente scredita la località, quindi è veramente vergognoso
io so, con i vigili stiamo cercando di fare le verifiche su questi che sono i parcheggi, ma purtroppo è sempre difficile trovarli nel momento in cui accadono certe cose, quindi non riusciamo a contravvenirli. Ma i casi di inciviltà a quanto pare stanno diventando sempre più frequenti e i video che li ritraggono sono numerosi. Lo dimostrano anche queste immagini riprese in un giorno di pioggia a Rio Gere, dove 2 turisti stranieri hanno pensato di fare la doccia approfittando della cascatella d'acqua che scendeva dalla grondaia del rifugio. La polizia locale di Cortina è mobilitata per verificare che tali situazioni non accadano e per garantire il rispetto del vivere comune, mentre nella conca ampezzana fra la gente serpeggia malumore per la disfatta del cosiddetto turismo di qualità che sembra ormai solo un ricordo. Spero sinceramente che questa gente non faccia più quella scena che abbiamo visto sui social, perché è veramente vergognosa, ma soprattutto da un punto di vista di educazione, perché se questa gente poi educa figli in questa maniera non ci dobbiamo stupire se poi troviamo certe realtà. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. A tutti una buona serata, arrivederci.